Amici bellini, in questo martedì pazzesco ci sono state un po' di domande da parte dei tifosi a Spalletti, a Zielinski e a Politano in quel di Di Maro, e quindi noi dobbiamo sviscerare, dobbiamo riassumere, dobbiamo parlarne. Io sono un po' deluso, ma non tanto dai nostri ragazzi, dal mister, perché insomma più dalle domande. Vabbè, parliamone. Martedì pazzesco, rumori incredibili, rumori. Allora, amici bellini, Pietro Raggio, benvenuto a te, benvenuti a tutti i nuovi iscritti al canale. Iscrivetevi se non vi siete iscritti ancora, secondo me siete completamente pazzi. Lasciate un like preventivo di affetto, di vicinanza in questi periodi di distanze che comunque si devono tenere, distanziamenti sociali, perché sento che l'Italia è ancora un po' in ritardo, dubbi vaccinali, ma non ne parliamo. Facitam bres, se mi permettete di dirlo, perché se no non ce ne usciamo più. Io non posso tornare a fare il raduno con voi a Napoli, diventa complicata. Perché sono un po' deluso? Perché io ho il tacchino delle domande qua e non è colpa dei tifosi, non è colpa dei tifosi. La colpa è di certa stampa che ci ha abituato a domande inutili, a domande con risposta aperta che non significa niente, a domande banali, a domande che non spostano, che non danno spunti, che non ci fanno capire niente che non sappiamo già, e quindi purtroppo io mi aspetto sempre qualcosa di più. Mi sono immaginato per un attimo avere la mia community del Caffè Napoli 1926 a prendere il microfono lì a Di Maro e a fare domande interessanti. Sarebbe stata tutta un'altra storia, lo so, ci sono una cinquantina di voi almeno che saprebbero cosa chiedere, anche per avere degli spunti, no? Ma quanto ti piace stare a Napoli? Che cazzo t'ha da rispondere? Che ti deve rispondere? Queste cose io non le sopporto, purtroppo, ma questo è, se non cresciamo da parte di chi lo fa per mestiere è difficile. Comunque tiriamo le somme, andiamo a fare un ricapitolo generale. Si comincia con Lombardo che dice entra il più vecchio, e Politano già deve cominciare a dire ma io sono ancora giovane, già molto non amo questo tipo di cosa. Spalletti deve subito non ci sono le domande perché sono inutili, solo le risposte. Ribadisce la consapevolezza, l'importanza della consapevolezza della forza della squadra, visto che non si può migliorare probabilmente intervenendo sul mercato, bisogna intervenire sulla consapevolezza dei giocatori, che sono singolarmente tutti forti, tutti all'altezza di vincere probabilmente tutte le partite. Quello che viene meno ogni tanto è la consapevolezza, un po' di fragilità mentale, un po' nei momenti decisivi, ed ecco che lui sottolinea questa cosa qua. Poi Politano dice partita storta, perché ovviamente arriva la domanda su Napoli-Verona, partita storta, siamo delusi. La domanda era se è più deluso dalla non essere stato convocato in nazionale. Lui ovviamente dice no, sono più deluso per quello, la partita storta. Anche altre squadre, sottolinea una cosa che noi ci dimentichiamo sempre, anche altre squadre hanno perso punti per strada con squadre più piccole, altrimenti non avrebbero nemmeno lottato per quel quarto posto, e quindi cerca di chiuderle lì. Ma la domanda ritornerà fino al momento in cui Spalletti dovrà proprio prendere il microfono e dirlo con forza. Ma andiamo per ordine. Lo stato mentale è importante, dice Zielinski, l'aspetto mentale. Che dai da rispondere? No, l'aspetto mentale non ha importanza. Vabbè. Chiedono a Spalletti, questa era interessante, ma Spalletti glissa sul rapporto arbitro-VAR, il parlare in campo come si fa nel rugby, dice il tifoso, ma sul tempo effettivo ribadisce che gli piacerebbe, perché ci sono i 5 cambi, a questo punto meglio il tempo effettivo. Politano dice che vuole giocare per tutte le competizioni. No, che ti poteva dire? No, noi la Coppa Italia quest'anno non ci interessa, l'Europa League usciremo subito, ci concentriamo solo sul campionato. Oppure arriveremo settimi perché vogliamo vincere l'Europa League. Ma vabbè. Zielinski dice ma quanto vi sono mancati i tifosi? Ci sono mancati i tifosi. Ottima domanda, ma veramente. Spalletti, basta con Napoli-Verona, perché le partite passano per non ripassare più.
Lui ci dice questo, dice noi perdimmo tempo se ci continuiamo a parlare, a rimuginare su quella partita là, dobbiamo guardare avanti, ed è questo un auspicio che porto avanti anche io. Capisco tutte le difficoltà da accettare, perché quella partita, perché era proprio l'ultima, perché venivamo da un momento di straordinario sull'acceleratore, perché quella partita poi fa qualificare la Juventus, perché era tutto nelle nostre mani, il destino tutto giusto, tutto benissimo. Io recupererò quella partita e me la riguarderò per vedere se qualcuno effettivamente voleva perdere apposta, se Gattuso ha messo la squadra male in campo apposta per perdere. Vediamo un pochino se riusciremo a trovare degli nuovi spunti che magari a freddissimo non abbiamo notato. Io mi ricordo di averla vista live con voi e ho visto squadra che sbagliava i passaggi elementari, che non aveva benzina per accelerare, che non sapeva come superare gli avversari, eccetera eccetera. Le partite sono pronto con i gol per lo scudetto, gli chiedono dello scudetto e lui che deve rispondere? Avrebbe potuto dire per lo scudetto non dobbiamo parlarne perché ci sono squadre. No, sono pronto con i miei gol, con i miei assist, per quelle cose che i tifosi vogliono tutti, vabbè. Dopodiché gli chiedono a Spalletti la domanda interessante è stata quella là, ma ci avete pensato bene con De Laurentiis, uno è duro, uno è durissimo, eccetera eccetera. Spalletti glissa completamente la domanda sul presidente e si ributta a capofitto nel discorso dei giocatori duri, durissimi, forti, fortissimi, eccetera eccetera. Dopodiché Politano dice con Spalletti che ti sta portando l'entusiasmo, solite frasi fatte così, però ci dà uno spunticino e dice con Spalletti, io lo conoscevo già, il gioco sempre in avanti, non si torna indietro, sempre in avanti. Poi dobbiamo vedere se questa è una frase fatta oppure per scardinare comunque devi tornare indietro, perché io le ricordo le partite della Roma, le partite dell'Inter, non è che puoi giocare sempre in avanti, ogni tanto il pallone lo devi far girare, vedremo. Dopodiché c'è un bello spunto per quanto riguarda Elmas, perché Spalletti dice Elmas sa fare un po' di tutto. Questo non significa saper fare un po' di tutto, che è sempre una cosa positiva, perché tu quel poco di tutto magari è meglio saper fare una cosa bene per 90 minuti, essere però vicino al pallone, saperlo trattare ed avere quella forza, quella convinzione, quella velocità, quel dare di più a tutto campo. Lui lo vede come centrocampista e qua mi prendo io uno spunto che poi diventa tattico. Elmas si potrà vedere in alcuni casi nel centrocampo a due e secondo me anche Zielinski si potrà vedere in quella zona lì, perché lo dice proprio Zielinski. Lì mi prendo lo spunto e dice io ho giocato trequartista, ho giocato mezzala, ma ho giocato anche nel centrocampo a due, cosa molto importante perché noi dobbiamo vedere all'arrivo di Fabian cosa succederà se Spalletti lo proverà in un'altra zona. Quello è una cosa importante. Zielinski, avevo Hamsik davanti, per questo non potevo fare più di quanto ho fatto in questi anni. Insigne, l'occasione fa l'uomo ladro, dice Spalletti, frase che non significa molto a meno che non la interpretiamo sul discorso di avere effettivamente delle offerte, perché lui dice Insigne e De Laurentiis si devono incontrare, è inutile parlarne adesso, ma lui ci fa capire una cosa, perché in tutta questa banalità almeno Spalletti ci dice se tu poi non hai un'offerta, tu Insigne, perché è l'occasione, cioè una squadra che ti offre più soldi, che ti offre una prospettiva di un futuro importante, che ti può permettere poi di dire al Napoli mi devi dare 5, mi devi dare 6 perché sennò me ne va. È l'occasione che fa l'uomo ladro eventualmente, ma non si sbilancia, non dice Insigne il capitano deve rimanere per forza, spero che la società faccia di tutto. Non c'è sbilanciamento sotto questo punto di vista, c'è un pochino di più di volontà di trattenere Koulibaly al momento, dove lui dice dove mi devo incatenare, mi incateno per Koulibaly, discorsi che abbiamo sentito. Dopodiché arriviamo ad un minimo di polemica che arriva da qualcuno dei tifosi e dice le distanze che si creano tra tifosi e giocatori, c'è un pochino di polemica, dice noi siamo andati al ritiro del Cagliari, c'era molta più libertà di farsi i selfie, di farsi le foto, gli autografi eccetera eccetera. Lombardo prende la parola e dice noi però siamo sempre stati disponibili, adesso è questione di Covid, il tifoso non accetta questa cosa qua, vorrebbe un pochino più di attenzione da parte dei giocatori nel salutare, nel girarsi eccetera eccetera. Lombardo fa una sorta di mea culpa e diremo ai giocatori di salutare di più, poi Spalletti si rizela
anche un pochino, noi abbiamo salutato, alla fine non sono sembrati molto contenti di questa polemica, perché comunque Spalletti ha impostato un po' tutto nel rapporto con i tifosi, quindi si è sentito un pochino tirato in causa sotto questo punto di vista. E Spalletti poi ci dice: quando ci saranno dei problemi di difficoltà, il sarò con te, il tifoso dice noi non saremo con lei, quando ci saranno, molto onesto in quel caso, dice noi ce la prenderemo con il cambio non fatto, eccetera eccetera. Un giorno di analisi per la sconfitta, dopodiché si deve guardare avanti, e questo va bene. Zielinski che vuole giocare a 2, l'abbiamo detto. Spalletti insiste che per avere la possibilità di fare tutte queste competizioni servono 20 giocatori di movimento più 3 portieri, e quando dice così non è solamente il numero, ma anche dovrebbero essere 20 giocatori di qualità, altrimenti dove andiamo a finire? Sono un uomo fortunato e ottimista, i napoletani hanno più attaccamento, li conosco molto dall'epoca dell'Empoli, eccetera eccetera, e lui poi insiste e dice che comunque il napoletano ha in tutte le sue forme, in tutte le sue cose, una certa qualità, una certa cultura, è un estro, ci parla di estro Spalletti, quindi lui si sente a suo agio a Napoli con i napoletani. Dopodiché c'è la domanda della fragilità mentale e Spalletti fa il coup de teatro dicendo un po' di cazzimma la matanè, e quindi avere quella forza, quella cosa, dice di andare oltre, di non sentirsi mai scoraggiati, sono fragili mentalmente, ma ci dà uno spunto finale che non possiamo dimenticare, è che nel frattempo che noi cerchiamo di superare questi ostacoli, di lanciare il cuore oltre l'ostacolo, siamo forti mentalmente, e contemporaneamente ci saranno degli avversari, altre 6-7 squadre che hanno gli stessi problemi nostri e le stesse intenzioni nostre di arrivare davanti alle altre, e quindi sono avversari altrettanto forti che dobbiamo tenere presente. K2 mi incateno, poi una serie alta di banalità senza precedenti, veramente ne traiamo poco da questa chiacchierata serale a Di Maro, a parte il fatto che insomma Spalletti ci sta cominciando a capire, a conoscere, poi cantano un pochino tutti quanti, momento super cringe del sarò con te, del cantare. Noi alla fine vogliamo vederla il cantare, lasciate cantare i tifosi, voi invece di cantare fateci vedere che tutte le partite volete sputare il sangue, che non ci saranno più partite dove noi vediamo un pochino, perché noi parliamo di Napoli-Verona e va bene che è quella più fresca, ma ci sono state partite come quella col Torino, ci sono state partite come quella con la Lazio, che io ricordo, se andate a vedere i miei video, ci sono stati dei commenti non dolci di sale nei confronti di questi giocatori, anche degli errori di Gattuso, li abbiamo affrontati tutti, quindi non fossilizziamoci troppo su una situazione, ma cerchiamo nella continuità di limare i nostri difetti, che comunque li avremo, tutte le squadre li hanno. Se riesci a limarli, a uscire dalle difficoltà per la tangente, sai, la difficoltà sta qua e tu te ne vai dall'altra parte, magari con un po' di mazzo, che credo possa essere il nuovo leitmotiv di questa stagione. Senza un po' di mazzo noi ci ritroviamo di nuovo con Mario Rui, eccetera eccetera, perché il mercato comunque non si muove mai. Quando gli chiedono del mercato dovete parlare con Cristiano Giuntoli da New York. Valerio Fluido è tutto, un abbraccio fortissimo, fatemi sapere se mi sono dimenticato qualcosa, se qualcosa non l'ho notata, non l'ho acchiappata, se c'è qualcosa di incredibile, di clamoroso che mi sono perso. Secondo me non ne è uscito proprio niente da questa sera, ma proprio niente. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000 e arriviamoci, si deve cliccare sopra la cosa così, poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare basta, sei cringe, quante cose, tutte le cose bellissime. Io mi ricordo come mi chiamo,